Già. Esatto, è il sondazzo, esatto. Che bello, che bello. Magari stare da qualche parte, su qualche spiaggia, no? Annusare l'aria del mare e avere nelle orecchie l'aria del sondazzo. E nel naso l'aria di tuo figliolo che ti ha fatto sta mollato di scureggione sulla spiaggia. No, via, dai, facciamo così. Facciamo gioia alla Troia, ecco, oggi, dai, sì, molto richiesta, sempre un personaggio tra i più conosciuti del sondaggio, e allora subito, dai, forza, dai, gioia alla Troia fa l'amore per telefono con gli omini, sì, quindi non resta che trovare il nome di un signore, eccolo lì, e così, e poi chissà cosa potrà derivarne, no? Può succedere tutto o niente, succede tutto, può darsi che tocca, infatti per il momento non sta succedendo niente, questo era refrattario, proprio il numero era refrattario, quindi facciamo questo qui, sì, gioia, che gioia, strada. Ora come si voglio dire, si comincia, ecco, sì, mi sembra che non sia il caso, no, mi sembra proprio di no, perché se no prendo provvedimenti, cara Infostrada, capito? No, te lo dico subito, no, te lo dico, così ti calmi, ti dà una regolata. Hai visto? Ecco. Vediamo adesso, sì. Il tempo di morire, no, quella è una canzone, è il tempo diamo il tempo alle persone di venire a rispondere, no? Sì. Pronto? Sì, pronto signora? Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. C'è Dante? Come dice? C'è Dante? Senta, parli più forte perché non sento. C'è Dante signora? Dante? Sì. Oh, per carità, chi cerca? Signora, c'è Dante? Ma guardi che Dante è deceduto più di so diversi secoli, è vero, ha ragione. Mi scusi, buongiorno signora, abbia pazienza. Allora, perché ve lo lasciare sull'elenco, povero Dante? No, vabbè, è in parte che lui, insomma, come dire, vedete come muoiono presto gli uomini. Sì, no, prima le donne, tutto bello e vedo. Sì, no, volevo dire, sì, no, ma appunto. Dante, come poteva essere vivo? Voglio dire, no? È divino, è immortale, ma sull'elenco. Sì, no, è immortale anche sull'elenco, sì, certo, ma quel Dante là. Adesso c'è un altro. Se c'è un altro, vediamo se questo. Sì, manco non c'è, non c'è, via, andiamo da qualcun altro. È evidente. Sì. Bisogna avere pazienza di luglio, di sabato, però i frutti poi arriva qualcuno c'è sempre in casa, magari morti, ma insomma, ecco, no? Chi c'è morto un casco? C'è un pisano all'uscio, dice un altro, ma perché te frega? Abbi pazienza, molto meglio un pisano all'uscio, no? Sicuramente. Come si suol dire? No, si suol dire il contrario, ma io credo che sia meglio un pisano all'uscio. Dunque, magari una pisana, ecco, casomai. No. Qui si continua a fare numeri senza avere grossi risultati perché le persone sono chissà dove, chissà come, no, sì, aspetta, fammi fare per venire questo numero. Ecco fatto. Oh, guarda, una tabaccheria edicola, sì, ma figurati. Ma sarà chiusa, no? Marco, no, proprio, ma figurati, ma no, ho visto invece un nome molto strano. O che nomi c'hanno queste persone? A volte, no? A volte dal mistero, sì. No, vediamo qui, ecco. Un nome stranissimo, Tevio, no, dico Tevio, no, non so se mi spieghi, no, Tevio, no, tutto sta nel fatto che ci sia o non ci sia qualcuno, ma io purtroppo non posso prevedere ciò e quindi faccio numeri completamente
a caso, ecco. E Tevio, ma io credo che Tevio non possa essere vivo, non possa, penso che non può, temo, sono sicuro, cioè veramente sono tutti ai cimiteri, via, andiamo da qualcuno, ma io non so, ma nomi normali, nomi meno normali, qui ora ho un nome normale, eppure speriamo che no, non rispondeva a nessuno, poi una signora che non capiva, poi diceva è morto da 8 secoli, cosa ha detto? Sì, più o meno, no, erano 8 anni veramente, però sai, Dante, secolo più, secolo meno. Dunque. Pronto? Sì, pronto Renzo? Pronto? Pronto? Che volevo? Renzo? Parlo con Renzo? Sì? Ciao Renzo, io mi chiamo Gioia. Ma parlo, sento piano. Pronto, mi senti meglio adesso? No? Renzo, cercherò di parlare più forte. Sì. Io sono Gioia. Sì. Del telefono sexy? Sì. Ascolta, un tuo amico ti ha pagato una telefonata con me. Io sono molto bella, sai? Sì. Ascolta, ti piacciono le donne? Sì, altri. Ah sì? Ma che c'hai la moglie lì che non puoi parlare? No. Sei solo, puoi parlare? Sì. Ascolta, mi senti bene Renzo? Sì. Come mi immagini, mora o bionda? Ma, bella. Bella sì. Sì. Sì, molto bella. Io sono distesa su un tappeto in questo momento, un tappeto molto soffice. Ascolta, sono quasi tutta nuda. Ti piacerebbe stare con me? Altri. Ti piacerebbe immaginare di fare l'amore con me? Sì. Immaginiamolo insieme, dai. Sì. Renzo, ascolta, io ho solamente reggiseno e mutandine. Sì. Cosa vuoi che mi tolga? Ma niente, ascolta, io bisognerebbe lo facessi con te. Allora, Sì. per telefono no. Ascolta, ma io faccio questo lavoro, il telefono sexy, capisci? Sì, Sono ho capito, molto bella, che se viene bene, guarda, se mi eccita la telefonata poi potremo anche incontrarci, sai? Non avere paura, cosa ce l'ho io? Come ce l'hai? Ce l'hai bello? Sono gli animali, sicché lo so. C'è gli animali? Sì? Perché? Cosa vuol dire questo? No, ho detto sono gli animali, sicché lo so come si fa. Ah sì? Sì. Te guardi gli animali? Sì. Ma te lo fai qualche volta? Quando so la persona adatta, sì. Sì, io sono una persona adattissima, sai? Io ti faccio tutto quello che tu vuoi. Sì, te vieni a trovarmi. Ascolta, come ce l'hai? Bello? Porco più non vai. Sì? Sì. Grosso? Sì. Che mi spacca tutta? Sì. Senti, sai in che posizione sono adesso? Quella della pecorina? Sì. Ti piace questa posizione? Io sono le capre. Sì? C'è le capre? Sì. Dai, saltami addosso. Saltami addosso ora. Ma io ora no. Renzo, sei eccitato? Sì. Sì? Sì. Ce l'hai bello duro? Sì. Io mi sto toccando e tu? Sì, ma te vieni a trovarmi, se no... Sì, io mi voglio eccitare prima per telefono, dai. Sì, ma aspetta un po', non vieni a trovarmi, se no... Io non vengo a trovarti se non mi fai eccitare ma ascolta, al massimo. io qualcosa alla pasta, vi. Ma che pasta, scusa? Ma sono pecorina! dai. Va a pensare alla pasta, te! Ascolta! Guarda che bel culetto che ho, guarda! Sì, ho capito, ma io non lo vedo. Non lo vedi? Ma l'immaginazione ci Ma vuole. non lo vedo. Non lo vedi? Allora ci incontriamo? Sì. Dove? Vieni a casa mia. A casa tua? Sì. Ma c'è qualcuno? No, non c'è nessuno, sto solo. Ah sì? E quando posso venire? Quando ti pare? No, come quando mi pare? Voglio sapere precisamente, oggi? Anche oggi, anche stasera, più tardi. Stasera su che ora? Quando ti pare? No, come quando mi pare? Io voglio essere sicuro. Io Sicura? dall'8 un po' ci so qui. Dopo le 8? Sì. Poi te mangi? Ah, ma io tanto ho gli animali su tutto, io governo fino a tardi. Ah, governi gli animali? Sì. Ma te li vedi che fanno l'amore anche loro? Io. Così hai imparato da loro? Sì. Senti, io ti insegnerò tante belle cosine. Va bene. Va. Ascolta, vengo alle 9. Sì. Alle 9? Sì. Vabbè, intanto il tuo indirizzo ce l'ho, c'è scritto qui, Sì. accanto al numero telefonico. Sì. Ascolta, io vengo, sarò sola, Sì. e ci avrò un vestitino e sotto completamente nuda, Sì. senza nulla. Sì. Quante volte lo facciamo stanotte? Quanto ti pare? Te puoi farlo tante volte? Sì. Ce l'hai bello grosso di 32? Vai, te vieni, vai. Sì, ci vediamo stasera. Oh, lavati, Sì. Va bene, perché mi piace l'uomo pulito. Sì. Vai. Va bene? Ciao. Non ti sprecare prima, Sì, ciao. Ciao tesoro. A stasera, asta.
Stasera hasta la vista, addio Nini, ma figurati se è un uomo che va al sodo, lui l'ha guardato, c'ha gli animali, l'ha visto mesi fa, non c'è nessun problema, c'ha anche le capre, sa che puzzo, cazzo ti mando la gioia, non te la mando, non gliela mando no. Non gliela mando. Poi mi sono tradito a un certo punto, ho parlato al maschile, vabbè non importa, tanto questo per lui secondo me va bene tutto. Maschi, femmine, animali, bestie, scarafaggi, sì, anche gli scarafaggi. Sì, no, perché no? Pronto? Pronto, attenzione, ci sono gli scarafaggi, c'è un'invasione di scarafaggi. Pronto? Chi parla? Mi sente, signor Massimo? No. Signor Minimo? Ora c'avevo gli scarafaggi in mente, poi mi è venuto fuori gli scarafaggi, ma via, andiamo, l'ho richiamato. Se non è Massimo sarà Minimo, se non è Minimo sarà Medium, non so che sarà qualche cosa, no? Massimo, c'è scritto Massimo, io ho letto Massimo, un altro sarà il Massimo e lui sarà il oh, guarda, hai capito il signorino? Ha lasciato staccato, hai capito? Mamma mia ragazzi, che malfidati, vabbè, andiamo a fare un altro numero. Evidentemente lui aveva già qualche esperienza con gli scarafaggi. Ho fatto un altro numero, un altro signore. Sì. Certo. Mi piacerebbe fare anche quella. Sì, con gioia, ora rifaremo, però mi piacerebbe quella delle false ingiurie. Mi piace quella delle false ingiurie. Sì, dai, che è molto richiesta anche quella, sai. Molto richiesta. È quella. Vabbè, qui non c'è nessuno. È quella in cui io dico delle parole che sembrano offese, ma non lo sono. Sì, perché le offese sono dette diversamente e dico parole senza senso, tipo pezzo di nerda. Pezzo di nerda non significa niente. Ecco, pezzo di nerda non significa niente. Però la persona potrebbe anche pensare, vero? Sì, proviamo, non tanto. Non rischiamo di offendere nessuno. Pronto? Pronto? Sa che cos'è lei? Lei è un pezzo di nerda. Chiaro? Mi fa piacere. È anche un figlio di tuttana. Mi fa piacere. Ecco. È giusto? Sì. Ecco. Imbetille. Cremino. E allora? E allora no, cosa risponde? Che siamo in due. Ah sì? Ah, siamo in due? Io e lei stiamo parlando, infatti siamo in due. Io ti posso dire solo vaffanculo, va bene? Vaffanculo! Chiaro? Chiaro. Ti prendi tutto e non reagisci? E a te che te ne frega? Ah, me ne frega, sì. Me ne frega, sì. Figlio di tuttana. Va bene. Pezzo di nerda. Come te. Ah sì, non ho nessun problema ad ammetterlo. Anch'io allora? Sono un pezzo di nerda, se vogliamo. Appunto. Ma siamo in due. Esatto. Non sei contento? Certo. Diceva al comune mezzo stronzo. In compagnia. Come? Almeno siamo in compagnia. Ah sì? Creminoli. Stupido. Stupido. Questa non me l'aspettavo, mi è venuta così, stupido. Povero uomo, si è preso tutto e lui non ha mica capito che erano parole contraffatte. Non l'ha capito, non l'ha capito proprio, no. Però l'ha prese bene, ecco, l'ha prese così. Tutto ho detto siamo in due, ecco, in effetti non ha reagito molto male. È vero. Ho fatto un altro numero. Sì che ho fatto un altro numero. Certo, vediamo se qui viene fuori. Pronto, mi sente? Pronto? Sì? Signora? Sì? C'è Enzo? Sì? Me lo passa quel pezzo di nerda? Subito? Grazie. Pronto? Oh Enzo. E chi è? Ti volevo dire una cosa. Te sei un gran pezzo di nerda. O che ho fatto? Che hai fatto? Imbetille, cremino. Ma chi è? Ma chi sono? Figlio di Croia. Addirittura.
Sei un figlio di una prostituta te, capisci? Io, Sì, stupido. E allora? E allora? Come allora? E allora non c'è niente da dire? Cosa c'hai da dire? Se io ti dico queste cose, cosa hai da dire? Nulla? Le prendi e zitto? Ma io penso di sì, perché? Perché non so chi sei, che Vaffanfulo! te e la Russia. Vaffanfulo! Chiaro? Ecco, ci siamo capiti? Nerdaiolo! Te? Nerdaiolo! Sì, bene. Questo è un gran nerdaiolo, capisci? Ho capito, sì. Hai capito sì? E cosa non così? Dice sì, te ne vedi perché è vero, Te non reagisci tanto perché è vero? Logico, no? Scronzo! Sono un grandissimo stronzo. Sei un grandissimo scronzo! È figlio sì. di tuttana! Anche. Sì, sei un gran figlio di tuttana, capisci? Scronzo, imbecille e nerdaiolo. Bene. Bene. E poi lo sai perché ti dico questo? Perché te sei un pirofilo. Te sei un pirofilo. Capito? Te sei un pirofilo. Un pirofilo. Sì. Perché c'ho le pirofile. Perché c'ho le pirofile. Sono una sega io. Insomma. Ce l'ho 14 di pirofili. No, aspetta, Alba? Alba. Parietti, sì, una sega. Senti, figlio di tuttana, pezzo di nerda. Che stai andando avanti di molto così? Scronzo. Ecco. O via. Allora stammi bene. Muhaiolo. Bene. Muhaiolo. Bene. Nerdoso. Questo è un fischio. Tutto qui? Già finito? Pensavo non ce l'avesse più lungo. Vabbè. Avete visto? In realtà tutte e due queste persone a cui ho rivolto queste false offese, perché non erano offese, però insomma bene o male, certo non farà piacere sentirsi dire una cosa del genere, no, non è che uno poi sia contento al 100%, anche perché insomma lì per lì uno crede veramente che siano le parole quelle offensive, ma hanno reagito allo stesso modo. Stessa terra. Pronto? Pronto? C'è Bruno? Chi è che lo vuole? Sono un suo nemico. Ho bisogno Attenda un momento, glielo passo. Gli dica anche che è un gran pezzo di nerda. Glielo dica, Bruno. Gli devo dire che è un gran pezzo di merda. Di nerda. Glielo dica. Oggi è probabile anche lo sia. Ecco, glielo dica. È anche probabile oggi lo sia. Sì, oggi mi sa che lo sia. Ecco. Glielo passo, Sì, ma glielo dica anche che cos'è. Sì, va sì. C'è da ridere. Ma che lo so io. Sì? Bruno? Oh! Ce l'ha detto? Sono al cantero! Ah sì? Sì! Stavi cacando? Stavo caccando! Ne stavi facendo tanta? Tanta! Puzzolente? Puzzolente, sì! Anche con dei rumori di contorno? Di contorno, sì! Ah sì, Ma l'hai fatta tutta o ti sei interrotto? No, ancora so disturbi. Ah, ma ora come fai? Sei mezzo nudo, com'è? Sì, solo con le mutande in mano. Mutande in mano? Ma è tutto il resto di fuori? Sì! Il culo di fuori? Sì! Ah sì, perché c'hai lo stronzolino che sta venendo fuori? Sì! E lì chi c'è in casa con te? No, c'è la moglie. E basta? Sì. Lei è abituata a vedere queste cose? Sì, abituata. Infatti, sai cosa ha detto? Ha detto lei, mio marito è un pezzo di merda. Ha detto lei, Sì. Ha detto lei, Sì, davvero? Sì. Ha detto sì, in questo momento mio marito è proprio un pezzo di merda, perché evidentemente stavi cacando. Ti ho colto sul fatto. Sul fatto, sì. Madonna ragazzi, ma c'ha dei disturbi di intestino? Non lo so, sarà un virus, non so che è. Un virus? Sì. Quante volte ci vai al caminetto? No, non lo so, c'ho le iscrizioni e via. Iscrizione e via, ne fai pochina un po' per volta, lo so, fa male? Fa male. Fa male il culo? Sì. Sono quelle cose, sai, in questo momento ti fa male, c'hai lo stimolo in questo momento? Sì. Allora io ti tengo al telefono e ti impedisco di cacare. No. Ti rimando a cacare? Posso dirti una cosa? Dimmi. Ma va a cacare, vai. Sì. Ma va a cacare, vai. Ah. Va a cacare! Ci vuoi. Ma che aspetti? Va a cacare! Sì. Vai! Sì. Ciao! Ciao. Vai! Oh!
Oh! Oh, vai! Non voglio avere sulla coscienza una mi scoppia così, via. No. No, No. No, ti è rientrato un po' lo stimolo? Sì. Ah, meno male, via. Ah no, perché sentivo già puzzo anche per telefono io. Sì. Mi si era affacciato uno stronzettino, beh. Ma a te ti piace cacare? Ma, sì, Ti piace più cacare o pisciare? tutti e due. Tutte e due? E trombare? Anche. Anche, cioè allo stesso livello, insomma. Cioè ti piace cacare uguale a trombare? Sì. Cioè la stessa cosa? Sì. Cioè quindi quando trombi la tua moglie te è come se tu cacassi? Va bene. E quando cacchi è come se tu trombassi? Esatto. Esatto, e quando lo pigli in culo? E io, quando lo piglio il culo va bene lo stesso. Va bene lo stesso, invece che in uscita c'è roba in entrata. Sì. Ho capito. Ma meno male che fa l'infermiera al manicomio io. Ah sì? Ho capito, allora ci siamo conosciuti lì. Ci siamo conosciuti lì evidentemente. Sì. Per questo ti ho telefonato. Allora, siccome io sono uscito da qualche tempo, hai capito chi sono io? No. Cioè, veramente te l'infermiera al manicomio, Sì. Ecco, sono uscito da un po' di tempo io. Ci siamo conosciuti là. Ti ricordi? Era quello che faceva tutte quelle bischerate, toccava sempre il culo alle donne. Ti ricordi? Sì. Ero io. Ti volevo salutare. Volevo dire, insomma, mi piacerebbe venire a trovarti. Sai, per trovare qualche faccia nota. Che dici? Posso venire a trovarti? Sì. Magari stai cacando. Ma anche io caco, sai? Io facciamo così. Io caco nel bidet e te cachi nel water. Sì, così si fa una cosa insieme, no? È carino, no? Sei d'accordo? Che succede? Stai pensando? Ponzi? Pronto? Sì? Ma va a cacare! Ci va. Oh, vai! Ci va. Sento che tu sei lì che fra mezzo su e mezzo dentro, mezzo fuori e mezzo dentro. Sì, non si sa bene, Vai! Sì. Ci si vede in giornata. Sì. Prepara tutto, Sì. Che io sai sono un pochino scherzoso, se poi tocchi il culo alla tua moglie non ti preoccupare, sono cose, non c'è niente di male, no? No, se ti cago sulla tavola, sono cose normali, Sì. Oddio, che stai cacando? Sì. Che sta godendo? Sta cacando godendo? Sì. Cacare come trombare, dice cara, come ho cacato bene, no? Allora come va? Tutto bene? In questo momento? Bene. Si scioglie nulla? No? Dai, forza, sì, te lo stimolo io, dai. Se vuoi ti ci metto un ditino per stimolarti e ti allargo un po' il buo, va bene? Questo mi sta godendo davvero. Oddio. Ciao. Vai a cacare. Sì. Oh, hai perso un po' di smalto? Sì? Perché? Vai. Sì. Vai. Vai di corpo. Sì. Dan, lei tocca e mezzo. Vai, lei tocca e mezzo. Stavo un po' studiando un po' la faccenda io. Ah sì? E quale faccenda? Quella del culo? Hai messo uno specchio per guardarti lo stronzettino che esce. Oh, allora che hai studiato? Dimmi che cosa hai risolto. Ho capito ora, va benissimo. Cosa hai capito? Me l'ha ho capito. Stavo studiando. Poi Romo, non fa che cagare, va lì e non gli viene, sono un pezzettino. Avete visto come è cambiato dal momento in cui si è parlato del manicomio, è cambiato improvvisamente, è vero? È proprio così, Mamma mia come è cambiato improvvisamente, subito. Ecco, sì. Addio. Ho trovato uno che cava, visto? Ma te dimmi, ma che situazioni immondo. Ho fatto quest'altro numero cercando, ora torniamo a fare Gioia alla Troia, che mi sembra lei la titolare del sondazzo di oggi, sì, dovrebbe, lei. Dai, non c'è? Guarda, ho trovato un nome che più che
più che lui per fare l'amore magari per telefono, è vero, si chiama Eros, dimmi te Eros, dico, è un nome proprio adattos, vero? All'amore, certo, sì. L'importante è che poi non si chiami Ramazzotti di cognome. Eros, Erossino, Eros, dai, vieni, rispondimi. Sì, sto cacando. Cacare come trombare. Complimenti. Alla fine la trombata la sua moglie, cara, che cacata l'è stata. E viceversa. Dunque, vabbè, peccato che Eros non ci sia, perché mi sembrava adatto, almeno il nome che gli hanno imposto è un nome indubbiamente presago di tante lotte sul letto. Ecco, io vado a fare un altro numero, evidentemente perché Gioia deve rientrare in azione. Abbiamo trovato lui, ecco, proprio lui, sempre che ci sia qualcuno che risponda, anche una moglie basterebbe, sì, sono Gioia la Troia. Pronto? Sì, pronto? Sì? Buongiorno, c'è Mario, per favore? No, signora, è al mare, chi parla? Ah sì, lei chi è, la mamma? No, La moglie? la moglie. Ah, suo marito al mare non l'ha portata? Signora, io devo stare a casa perché ho i miei genitori anziani in casa, non posso lasciare. Oh, mi dispiace, sa. E suo marito è andato al mare con... No, è al mare in casa nostra. Ah, in casa vostra? Mare, sì. Sì, lui da solo? Sì, ci va da solo. Ah, benissimo, allora lo posso raggiungere. Come? Allora lo posso raggiungere? Perché va al mare lei? Sì, ma più che altro io vado sui letti, salto da un letto a un altro, sa. Ma, signora, ma che cosa mi sta dicendo? Io sono Gioia la Troia. Arrivederla, signora. Arrivederla la signora, se me la fa vedere meglio, tanto a me non mi interessa. La signora Gioia la Troia, lei telefona subito al marito, ora telefona subito al marito, cosa mi fai? Oppure per dire, sai, ma ha telefonato una che si chiama Gioia la Troia, poi la donna, lei sta a casa e il marito va in mare, capito? C'ha la casa, tutto da solo, figurati, solo, allora, ma figurati te. Beh, andiamo avanti, proseguir bisogna, ecco, anche se c'hai la rogna, tanto per fare una rima, no ragazzi, anche se sei una carogna, qualcuno ha pensato questo di me, ecco, sì, invece io sono Gioia la Troia, salto da un letto a un altro, non c'è nessuno, scusa, mi ha detto è solo, io poi così la raggiungo, abbi pazienza, me l'ha messa in bocca, sì, basta che mi basta poco, io piglio subito sempre la palla e rimbalzano, io la piglio sempre. Che bel nome che c'ha questo, nome meraviglioso, ma purtroppo molto antico, molto vecchio, molto morto, evidentemente sì. Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno, c'è Alfano? No? Alfaro, scusi, Alfaro. Purtroppo. Sì, purtroppo non c'è più, Anch'io ho avuto tanti mariti, sa signora. Mi sono morti tutti. Chi è che parla? Anche mio marito andava al faro, era il guardiano del faro. Buongiorno signora, mi scusi. Mi ha fatto tornare in mente il faro, bello, lungo, duro. Ma perché sono morti tutti? Al faro. No, via, poveri uomini, poi le donne fanno le disperate, fanno la voce a vedova, e tutto, sì, ma tanto a morire sono gli uomini, insomma, vabbè, ne ho trovato uno che spero sia vivo. Pronto, sono Gioia la Troia. Sì, la voglio fare con questa voce qui. No, dai, sì. Però se risponde. Sì, voglio fare con quella voce lì. Con quella voce lì, va bene? Chiaro? Via. 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 Ecco, sì. Ecco. Vediamo se c'è. Oggi è sabato, ci possiamo permettere un sondazzo più lungo. E infatti andiamo avanti abbastanza, no? Come vedete,
Il sabato è così, sì. Pronto? Faccio questa... Pronto? Pronto? Pronto, c'è Rolando? Sì. Buongiorno, sono Gioia. Devo parlare con Rolando. Lei è Rolando? Sì. Oh Rolando, sono Gioia la Troia. Sì. Vorrei parlare un attimo con te. Perché un tuo amico ti ha pagato una telefonata sexy con me. E vorrei tanto in qualche modo, ecco, che fosse adesso che sono pronta. ma forse sono la voce che non è troppo convincente, che dite voi? Però mi piace fare questa voce, dai, mi piace, dai che mi piace, è divertente, è una bella voce, sì, dai, sì. La faccio anche a quest'altro, via, la faccio anche a quest'altro. Pronto. Beh, ci vorrebbe un personaggio apposito per questa voce, vedremo di costruirgli un personaggio intorno, costruirle alla voce. Ecco, sì, no, questo non c'è. Mica tutti ci sono, sai, dove vuoi trovare questi qua? A casa forse? Ma che, via. Facciamo questa e facciamo anche, questa vociaccia, vero? L'uomo imbuto, sono il signore imbuto. Sì. Aspetta. Pronto? Pronto? Buongiorno, c'è Giuseppe? Ma ti rendi conto? Questo l'ho chiesto, c'è Giuseppe, questa la richiamo, questa la richiamo. Ho detto c'è Giuseppe, non ho detto niente di strano, ecco, c'è gente che dico tutte le cazzate del mondo e resta all'ascolto in cornetta, c'è gente che invece dice c'è Giuseppe e riattacca, c'è gente che riattacca, ma ora l'ho richiamata, sarà questa voce. Allora, ma tu mi devi dire perché una persona quando dice c'è Giuseppe deve riattaccare così subito e non rispondere poi alla susseguente. Pronto Giuseppe? Sì. Oh, ciao, scusa, prima forse era caduta la linea. Sì, può darsi. Stavo parlando con una signora. Giuseppe, volevo parlare proprio con te. Giuseppe? Sì. Sono Gioia. Ma vaffanculo. Sì. Lo voglio richiamare. Vaffanculo. Ho detto solo, anche a lui non ho detto niente. Ho detto sono Gioia e basta, non ho detto niente. Volevo parlare con te, sono Gioia. E vaffanculo. Gratuitamente, no? Ma io mi dico. L'ho richiamato. Scusa, l'ho richiamato sì. Ma non capisco. Pronto? In fondo sono una brava ragazza. Perché dovete mandarmi a fare in culo? Sono una brava ragazza. Vaffanculo tu. Pezzo di nerda. E ripeto, pezzo di nerda. Imbecille. Cremino e nerdaiuolo, anzi così nerdaiuolo, chiaro? Giuseppe è andato via, o forse sono andato via io non lo so, ma io penso che siamo andati via tutti, ma di cervello qui a lungo andare, per cui diamo una chiusura regolare a questo sondazzo con un saluto a Gioia da Troia. Ciao Gioia. Ciao G, vogliamo salutare anche tutti gli ascoltatori, noi ci sentiamo nella prossima stagione, certamente, preparate le palle. Ciao. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il